Buonasera, buonasera a tutti dallo Spazio Più. Un saluto a tutti gli amici della casa di reclusione di Milano Opera, tra i quali c'è anche Nico Pandetta, l'autore di questa bellissima canzone che si trova per un periodo di riflessione recluso là. Chi parla il vostro sparacazzate preferito, Federico, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano, dal bunker di Radio Libertà. Oggi è una meravigliosa giornata di sole a Milano, siamo tutti di buon umore, almeno io quando c'è il sole sorrido, sto bene, più forte di me. Mi fa bene, ma penso che faccia bene a tutti questo sole nel grigiore di Milano, visto che siamo qua a cercare di colorarvi la giornata. Dall'altra parte del Cheno Legnoso, la mitica Sveva in regia. 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, 340 670 9659 per i più timidi che vogliono whatsappare, 340 670 9659. Allora, prima di aprire le danze, il venerdì ricordiamo che oltre ad essere il giorno della preghiera in moschea, è il giorno consacrato alla sicurezza. Quindi noi abbiamo sempre parlato di sicurezza il venerdì, in particolare di quello che accade nelle carceri, nel sistema penitenziario, finanziato con i vostri soldini, cari amici a casa, un bilancio al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria di quasi 5 miliardi di euro, anzi di più di 5 miliardi di euro, tutto con i vostri soldini, dove accade insomma di tutto un po'. No? Ecco, una cosa meravigliosa, è sempre in tutte le cronache, ma ne parleremo con gli ospiti che avremo a breve in linea appena la regia mi fa segno. Voglio dare la solidarietà al sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove, che ha ricevuto una condanna di 8 mesi al Tribunale dei Ministri di Roma. Ora non spetta a me, non faccio il giudice, grazie a Dio, purtroppo non lo so. Non compete a me dare le condanne o commentare insomma nel merito le cose. Tuttavia possiamo dare la solidarietà al sottosegretario che prova sulla sua pelle quello che provano un sacco di uomini con la divisa, ossia fare il proprio dovere e trovarsi con una condanna. Sono sempre di più. Qualsiasi cosa si faccia, qualsiasi cosa una donna o un uomo che serve lo Stato nelle forze dell'ordine, molto facilmente si trova in tribunale processato e poi una volta condannato rischia pure di perdere il lavoro. Questo è il sistema giudiziario italiano, che è ridotto così perché per 20 anni c'era un signore di Arcore che ha fatto di tutto tranne che fare la riforma della giustizia, e avrebbe potuto farla perché si è fatto nel frattempo 86 norme ad personam, e questo va ricordato, cari amici a casa. E ora ci troviamo in questa situazione nella speranza che la riforma della giustizia vada avanti. Allora, ben presto mi raggiungerà anche il mio co-conduttore Antonio Fellone, ovviamente in diretta da Brescia, perché quel è bresciana. E perfetto, ok, perfetto. Allora abbiamo, visto che abbiamo qualche problemino tecnico a livello di collegamenti, il vostro sparacazzate si fa trovare preparato. Segnatevelo, cari amici a casa. Sì, ecco, c'è la nostra piccola girafina Sveva che alza il collo, bella, meravigliosa. Cosa, ecco qua, non so questo cosa c'entra, però questo c'entra e come, ok. Leggiamo un po' quello che accade nel sistema penitenziario, cari amici a casa. Ribadisco, finanziato con 5 miliardi delle vostre tasse ogni anno, e che insomma possiamo dire che non funziona un granché bene, ecco, tanto per non essere non avere problemi di diffamazione a mezzo stampa. Ovviamente se qualcuno da dire 02 ha qualcosa da dire, diritto di replica a tutti. 0292947222, ripeto 0292947222. L'importante è non incitare al genocidio, quello no. Sappiate che tutte le chiamate che incitano a un genocidio o a uno sterminio di una popolazione o di un'altra verranno troncate in diretta dal sottoscritto con estrema cattiveria. Sappiate, io sono il più cattivo di tutti, però certe porcate non mi passano nemmeno per l'anticamera del cervello. Ok, leggiamo un po' quello che accade in Toscana. In cella doppio suicidio in meno di 12 ore. Il garante regionale per i detenuti, non ci sono più parole. A Prato e Firenze strutture da abbattere. Ve lo rileggo perché ne parliamo da anni qua. Abbiamo
carceri, studi penitenziari che sono stati fatti soprattutto negli anni 80, di quel 70-80 dello scorso secolo, quindi 1970-1980, che fanno letteralmente schifo, costano un occhio di manutenzione e sono tutte tranne che sicure. Ecco, non garantiscono la sicurezza a nessuno. Ehm, Anche a chi ci lavora, sono tantissime persone che ci lavorano e insomma incitano poi tutta una serie di problemi perché sono strutture talmente fatiscenti che vanno a aumentare la violenza della popolazione detenuta e sappiamo benissimo che qua cambiano i governi, ma le donne e gli uomini delle forze dell'ordine purtroppo hanno sempre le mani legate. Chi potrebbe fare qualcosa, sia il capitano Matteo Salvini, si trova al Ministero dei Trasporti a causa di una serie di veti contrapposti. Serve un bel rimpasto di governo prima che la gente si stanchi, bisogna mettere le persone al posto giusto. E secondo me, se Matteo Salvini torna al Ministero dell'Interno, qualcosa di buono e di positivo per la sicurezza di tutti lo vedremo sicuramente, io ci credo. Chissà cosa pensano a Roma. Ma andiamo avanti e vi leggo quello che accade. A distanza di poche ore, un giovane detenuto di circa 20 anni di origine nordafricana nel carcere di Prato e un'altra persona reclusa di 30 anni circa di nazionalità rumena nella casa circondariale di Soliciano a Firenze hanno preso la terribile quanto irreversibile decisione di togliersi la vita. Il carcere di Firenze, cari amici a casa, è molto particolare perché è un carcere tondo, ecco, mentre uno si immagina come i film americani un corridoio con le celle, qualche fenomeno ha costruito il carcere di Soliciano ispirandosi a un cerchio e quindi non c'è la ben minima visibilità per chi ci lavora di quello che accade nel corridoio nelle varie celle e in più è una struttura che fa letteralmente schifo. Ecco, e cosa hanno fatto questi mitici uomini che stavano al governo all'epoca, ne parliamo degli anni '80, hanno fatto costruire un carcere del genere che è un vero e proprio manicomio. E accade questo, accade che si perdono vite, che ci sono suicidi da una parte e dall'altra, accade che lo Stato continua a spendere ingenti somme per mantenerlo, ripartendo sempre da capo, perché è una struttura che fa letteralmente schifo. Ma tanto chi se ne fotte, ci stanno i carcerati dentro, ci stanno le guardie e gli educatori. Questi sono chiusi là, quello che fanno fanno e chi si è visto è visto. Noi ci aspettiamo invece dei cambiamenti da sto punto di vista. Qualcosa abbiamo visto, tuttavia non serve più ristrutturare strutture del genere, bisogna abbatterle, raderle al suolo e costruirne altre. Siamo un paese che ha costruito di tutto e di più, dalla diga dell'Itaipù in Brasile, le più grandi infrastrutture al mondo abbiamo costruito in tutto il mondo, tranne che in Italia, basta vedere le strade che abbiamo. E insomma, il resto, però chiudiamo la parentesi polemica a livello di trasporti, ma il ministro Matteo Salvini lo sa perché da 20 anni che non si fa niente in questo paese insomma una delle più grandi opere che si è fatto è il passante di Mestre, questo vi lascia rendere conto, mentre negli altri paesi si costruivano chilometri di linee ad alta velocità e dighe centrali elettriche, innovazioni varie, qua in questo paese abbiamo costruito 27 chilometri di autostrada. La regia mi dice che abbiamo la prima chiamata della serata, quindi la passiamo immediatamente. Buonasera, chi è, dove chiama? Sì, buonasera, io sono Fabrizio di Sabio Chiese. Buonasera. Allora, io non voglio fare un ragionamento semplicistico perché io non conosco bene la situazione nelle carceri. Quello che so, perché lo dite voi, qualcosa nei telegiornali così. Però ho l'impressione, da profano, che tutti questi suicidi che stanno capitando, gli 80 dell'anno scorso e questi 12 o 13 di quest'anno, abbiano un po' come causa il fatto che tantissimi di questi detenuti abbiano in mente di venire a delinquere in Italia e qualcuno gli ha detto che in Italia puoi delinquere la puoi fare franca. E c'è questa impressione di una superficialità bestiale di questi delitti, magari non sono proprio pericolosissimi, però anche qui nella mia zona sono mesi e mesi che continuano con i furti in casa, le effrazioni, entrano in casa quando ci sono le persone. Poi ci sono queste violenze dei Maranza, assaltano dei ragazzini col coltello, li pestano e mi dà l'impressione che questi qui pensino che ma tanto in galera io non ci vado mai, ma tanto l'Italia è un paese così, ma tanto se mi sposto da Milano a Roma non mi beccano più, ed è venuta fuori questa vulgata per cui quando poi si trovano veramente in galera, in quelle condizioni lì che io penso che siano veramente pessime,
Questi qui vengano presi da quel senso di scoramento, come a dire: cazzo, ma io non me l'avevo messo in conto che poi sarei finito dentro 3, 4, 5 anni in quel posto di merda qua. Allora a me dispiace, perché la vita umana ha sempre un grande valore e lì non si discute. Però penso che sia colpa anche di questo stato di cose nel nostro paese, no? Dove tu commetti dei reati E la fai sempre e ti franca. prendono, ti lasciano fuori, tanto ti faremo il processo, passano mesi, uno continua a delinquere, accumula reati, accumula condanne. E invece se fossimo un paese normale, dove se tu rubi in una casa ti fai 3 mesi di carcere e basta, la seconda volta te ne fai 6 mesi e la terza volta ti fai 5 anni, io sono convinto che tanta gente non delinquerebbe e tanta gente non andrebbe in galera, e questo lo dico nel mio modo, vabbè, da profano. Poi certo le carceri saranno in condizioni disastrose, però penso che la regola numero 1 sia: in carcere non ci devi andare, perché non ti portano dentro solamente perché non gli stai simpatico a qualcuno per il colore della pelle, lo sappiamo benissimo. La saluto. Grazie Fabrizio, sottoscrivo in pieno tutto, anzi se ti portano in carcere perché ne combinate davvero di tutti i colori. In questo meraviglioso paese è davvero difficile finire in carcere, lo sapete tutti. Ma dall'altra parte del crino legnoso, la regia, mi comunica che dovrei avere il mio co-conduttore in linea, in diretta da Brescia, se non erro. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti, ciao Fede, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria e al mondo carcere, grazie sempre a te per la disponibilità. Aspettavo l'altro ospite, ma non è ancora arrivato. C'era anche Sì, no, la Tel Aviv hanno un po' da fare con la questione Gaza e quindi ecco. è impegnato l'altro ospite e ci sta purtroppo. Allora, come mi senti Fede oggi? Perché ho ascoltato il tuo consiglio. No, ti sento, la tua voce oscilla, ci sono momenti di chiarezza e momenti di lontananza, quindi si riesce a stabilizzare questo microfono flessibile, è l'ideale. Ho provato, ho seguito il tuo consiglio. Senti, prima di iniziare, per quanto mi riguarda, tu già hai iniziato, sì. E purtroppo ho avuto un problemino, sono dovuto arrivare con qualche minuto di ritardo. Volevo salutare il direttore dell'USPER, l'amico Andrea Zagarella, che oggi è felice e contento per la vittoria della sua Roma, quindi avevamo fatto una scommessa, io l'ho persa e quindi sto pagando dazio, quindi lo saluto e festeggio insieme a lui la vittoria dello scudetto del Napoli. Detto questo, ascoltavo, stavi parlando del discorso Maranza, no? No, stiamo parlando di quello che accade nelle carceri, quello che accade in particolare a Prato e Firenze, dove il garante dei detenuti dice sono strutture da abbattere, e io stavo in effetti dicendo che non sono solo Prato e Firenze, ci sono tante strutture che vanno chiuse, abbattute o in condizioni oscene, tra cui Varese, Venezia la Giudecca, eppure continuano a esistervi, e queste strutture vanno a istigare anche la violenza o comunque il mancato controllo insomma vanno a creare problemi su problemi, perché non sono strutture adeguate per ospitare un carcere, insomma una struttura detentiva. E io mi associavo alle sagge parole del garante dei detenuti della Toscana. Assolutamente sì, è vero che a livello strutturale le carceri italiane stanno messe veramente male. C'è da ricordare che è stato nominato un commissario per l'edilizia penitenziaria, i fondi sono stati stanziati, sono 166 milioni di euro, che sono ancora pochi rispetto a quella che è la reale esigenza, però qualcosa si muove. Effettivamente ci sono tante strutture che sono vecchie, fatiscenti, lo abbiamo detto spesso, c'è quella di Brescia, c'è quella di Milano San Vittore, ce ne sono tante, Napoli Poggioreale. C'è di peggio, Antonio, purtroppo. Abbiamo la testimonianza che Sollicciano, ad esempio, è un disastro ed è una struttura degli anni '80, cioè nuova in confronto a San Vittore. Il problema, Fede, è perché non sono state mai attenzionate, non c'è stata mai manutenzione, non ci sono stati mai degli stanziamenti di fondi affinché queste strutture venissero comunque quantomeno adeguate alla carcerazione moderna. Siamo stati abbandonati a noi stessi, noi lo diciamo da anni in questa radio, quindi stiamo a ripetere le stesse cose. Si è arrivati ad un punto veramente di non ritorno, perché le strutture stanno crollando. Ripeto, c'è stato questo intervento di 166 milioni di euro stanziati per le strutture penitenziarie, c'è stata la nomina del commissario. Ovviamente io sono certo che questo commissario farà egregiamente il proprio dovere e renderà tutto poi il governo di cui
quelli che saranno gli interventi da prevedere in futuro, perché saranno veramente tanti, perché come dicevi tu prima, le strutture messe male sono veramente tante. E tra E cui ad oggi... Antonio, perdona se ti disturbo, cioè ti interrompo, Sì, pardon, però dobbiamo parlare di quello che è accaduto in questa settimana. È accaduta una cosa gravissima a Pescara. Io vorrei leggere l'articolo di quello che è accaduto e poi sì. commentarlo. No? Allora, nel carcere di Pescara c'è stata, leggiamo direttamente, carcere di Pescara, sedata rivolta con arrivo del gruppo intervento operativo della polizia penitenziaria. Trasferiti 60 detenuti. Sembra che qualcosa funzioni, cari amici a casa, ma chiudo la parentesi, vado avanti. Apprezzamento dei sindacati per la gestione dell'evento critico da parte dei poliziotti penitenziari del carcere abruzzese e del GIO. Ok. Ecco, mi sono perso il mannaggia la pubblicità, chi l'ha inventata. Eccola qua. Quella del È calcio di l'anima del Pescara, commercio, sì, Fede. quella del calcio di Pescara è una situazione grave, più volte denunciata dai sindacati, con un sovraffollamento che si avvicina al 180% e una carenza di personale che, nonostante le ultime assegnazioni, si avvicina al 30%, con carichi di lavoro aumentati a dismisura per le accresciute incombenze, quali anche quelle relative ai colloqui. Nella mattina di ieri verso le 8 un detenuto nordafricano, dopo un incontro con l'area medica della struttura, è rientrato in cella e si è tolto la vita. Alla scoperta dell'evento, raccontano i sindacati locali, dapprima i connazionali, poi detenuti tutta la sezione, circa 250, hanno iniziato una violenta protesta con rottura delle apparecchiature di videosorveglianza e poi cercando di bloccare i poliziotti penitenziari fatti oggetto del lancio di vari materiali e della polvere degli estintori. I ristretti, anche utilizzando i bilancieri della palestra, hanno poi sradicato impianti idrici, porte e cancelli, oltre che a tutti gli impianti elettrici. Sono stati appiccati incendi ai materassi e alle suppellettili. Nel frattempo un detenuto è riuscito a salire sul tetto della palazzina, cioè sul tetto del carcere, in cui sono ubicati i collaboratori di giustizia, mentre altri hanno invaso e superato gli sbarramenti e i passeggi, arrivando fino al muro di cinta. Alle ore 19 si è concluso il lavoro di chiusura di tutti i detenuti della sezione Rivoltosa, parte in aree non devastate, altre in altre sezioni quale quella circondariale, e circa 40 detenuti sono stati trasferiti in vari istituti laziali. Solo in tale fase conclusiva di trasferimento ad altre sedi dei detenuti si è aggiunto al personale del carcere il personale del gruppo di intervento operativo, sul posto non prima delle ore 15. Quindi 7 ore dopo è giunto, visto che le cose sono partite alle 8 del mattino, almeno quanto dice questo articolo dell'ANSA. La situazione finale vede l'intero piano terra penale del carcere distrutto completamente. 8 poliziotti penitenziari intossicati e accompagnati al pronto soccorso, un appartenente al corpo con un braccio ingessato per frattura e un altro in osservazione per presunta lesione muscolare. Ecco, Antonio, vorrei commentare, Sì, però sì. possiamo dire con orgoglio, almeno che non l'avevamo detto, abbiamo più volte ospitato il dirigente sindacale del Sinape che lavora a Pescara, che è di Pescara, insomma, ed era un disastro annunciato, lo possiamo dire questo? Sì, Fede, sì, ma è ingiustificabile quello che hanno combinato i detenuti, perché io ho fatto un messaggio l'altro giorno sui social, ci tenevo a dire una cosa, non può giustificare, purtroppo ai noi c'è stato, sembrerebbe ci sia stato un decesso di un detenuto che si è suicidato, e da qui è scaturita la protesta di alcuni fascinorosi che hanno spaccato di tutto, ma ciò, ripeto, rispetto per la persona che si è tolta la vita, ci mancherebbe altro, ma ciò non può giustificare questo atteggiamento violento che ormai si sta registrando in tanti istituti dello Stivale, perché non si può incolpare la polizia penitenziaria se una persona decide di togliersi la vita, perché l'abbiamo detto già in passato. Purtroppo ai noi, se una persona si vuole ammazzare in carcere o fuori dal carcere, lo fa
punto. Perché voglio sempre ricordare che un reparto detentivo dove c'è la presenza di 70, 80, 100 detenuti, quasi spesso a vigilare il reparto di notte c'è un solo poliziotto. Quindi come fa un solo poliziotto a stare dietro a tutte queste persone? Quindi può capitare che se ti trovi dall'altra parte del reparto il detenuto che vuole realmente farla finita, la fa finita, punto. Tu non puoi avere responsabilità. E parliamo comunque di un detenuto che a breve sarebbe uscito, quindi nulla c'entra il carcere, l'organizzazione o altro. Un detenuto che sarebbe uscito a breve, fuori non aveva nessuno che lo aspettava. Quindi basta del dire che quando si ammazza un detenuto la colpa è dello Stato e della polizia penitenziaria o altro. Purtroppo a noi, io credo anche a te sia capitato, a me è capitato, purtroppo persone vicine a noi che non facevano parte del mondo carcere e della polizia penitenziaria si sono tolti la vita e tu non te l'aspettavi, perché sono persone che non ti fanno assolutamente immaginare che potessero compiere un gesto simile. Quindi giustificare questo atteggiamento violento da parte di una frangia dei detenuti violenti è assolutamente assurdo. Questa è una situazione che comunque va monitorata, controllata, e assolutamente si devono punire in maniera pesante chi compie questi atti, perché siamo veramente stanchi, che ripeto, nulla giustifica questo tipo di atteggiamento. La situazione di Pescara noi l'abbiamo sottolineata, sono intervenuti i nostri rappresentanti del posto, avevamo segnalato che è una situazione un po' particolare, ma come lo è in tantissimi istituti penitenziari. Noi dobbiamo solo aspettarci e sperare che accada il prima possibile, che passi questo DDL carceri, che all'interno dello stesso c'è previsto il reato di rivolta, che può essere un ottimo deterrente per chi si alza la mattina, non ha nulla da fare, dice vabbè oggi siccome non abbiamo nulla da fare spacchiamo tutto, tanto facciamo una rivolta, tanto non paghiamo nulla. Invece no, devono pagare sia a livello penale che a livello economico, perché i danni sono veramente ingenti, sono danni economici che subisce lo Stato italiano, subiamo noi, paghiamo con le nostre tasche, perché questi signori spesso sono gente nullatenente, e quindi va messo un freno a tutto, perché veramente questo è accaduto a Pescara, ma sappiamo bene i danni fatti al Beccaria, sappiamo bene i danni fatti in altre strutture. Oggi c'è stato un altro problema agli istituti per minori di Roma, quindi basta, va messo un freno a tutto, e quindi io credo che il reato di rivolta sia veramente un'occasione affinché la stessa norma diventi un deterrente, affinché una persona prima di fare un gesto del genere capisce, sa che paga pure dazio, e quindi ci pensa 3 volte. Antonio, andiamo velocissimamente in pubblicità e torniamo subito sempre qua su Radio Libertà. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E rieccoci con lo Spazio Più in collaborazione con l'Insinap, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, rigorosamente in diretta oggi, venerdì 21 febbraio 2025, da via Calabrero 41 in Milano. Federico Lo Sparacazzati, ma soprattutto Antonio Fellone, che è segretario generale aggiunto del SINAP, nonché coordinatore del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega per Salvini Premier. Così abbiamo fatto anche le presentazioni che c'erano mancate. Antonio, quindi torniamo un attimo all'accaduto a Pescara, perché comunque c'è un carcere distrutto, c'è un carcere devastato, un carcere che giustamente va ricostruito, e tutte queste spese le pagheranno i cittadini italiani e non che lavorano onestamente e versano le tasse alla Repubblica. Tuttavia, queste cose continuano ad accadere, a succedersi come se nulla fosse. Quello che a me dispiace notare è che forse per la prima volta a Pescara, da quello che ho letto, la direttrice del carcere è stata allontanata dalla direzione, ma quasi sempre i dirigenti
che sono responsabili di queste situazioni restano là dove stanno. A me dispiace ricordarlo, perché non si può dare sempre la colpa all'ultima ruota del carro, all'agente o all'assistente capo di polizia penitenziaria, che davvero fanno di tutto e di più, rovinando famiglie, rovinando vite, con un alto tasso di suicidi per tenere le carceri a posto. E poi abbiamo una classe dirigente a livello penitenziario che purtroppo lascia molto a desiderare. Io questa cosa qua davvero la pensavo, la penso e continuerò a dirla. Mi aspettavo dal governo dei provvedimenti più incisivi a livello di rotazione dei dirigenti, perché purtroppo queste situazioni sono ovunque nello stivale, chi le provoca è sempre al suo posto. Assolutamente. Fede, a me piace più entrare nel merito della questione. Purtroppo quando accadono queste cose non c'è una responsabilità di un singolo o di qualcuno in particolare. Io credo che la responsabilità maggiore sia di una certa politica che incita questo tipo di atteggiamento. È la stessa politica che in questi anni ha governato e non ha posto un freno a queste situazioni, non ha previsto norme affinché queste persone desistessero da fare, sì, ho sbagliato il verbo, affinché queste persone la smettono di compiere certi gesti e tutta questa violenza, perché se tu non gli hai mai messo un freno, anzi in esternazioni pubbliche, tra virgolette, inciti questi tipi di atteggiamento, non me la sento di dare la responsabilità al direttore, al comandante o all'agente. Io la responsabilità la do prima a chi non ha previsto norme per punire questi tipi di atteggiamenti, perché se io faccio una rivolta e spacco tutto e resto impunito, ma io la faccio oggi, domani e dopodomani. Se invece, come è previsto nel DDL carceri, DDL sicurezza, sicurezza, DDL sicurezza, il reato di rivolta, so che se compio un gesto del genere la pago amaramente, quindi io ci penso 2 volte a fare una cosa del genere. Quindi non me la sentirei di dire che la colpa di una rivolta è del comandante o del direttore o, ripeto, della polizia penitenziaria o del povero scappato di casa di turno. Io credo che la responsabilità maggiore sia di una politica passata che è stata sempre lontana anni luce da quelle che sono le reali problematiche del mondo carcere. Quindi a loro va imputata la responsabilità maggiore, che poi vanno contestualizzate alcune dinamiche, alcune situazioni, sì, mi trovi perfettamente d'accordo, perché a volte si possono evitare certe dinamiche intervenendo magari in maniera preventiva o gestendo o organizzando in maniera diversa un istituto. Su quello mi trovi pienamente d'accordo, perché come c'è il nostro collega che sbaglia quando lavora, sbagliano anche ovviamente dirigenti penitenziari e comandanti di reparto. Qua non stiamo dicendo che sono tutti perfetti, però io credo che nella stragrande maggioranza delle volte quando accadono queste cose è semplicemente perché i detenuti oggi, e non tutti i detenuti, parliamo sempre di quella fascia violenta di detenuti, ha la consapevolezza di poter fare quello che vogliono, che sono intoccabili, perché non c'è nessuna norma che poi punisca certi gesti. Antonio, quindi vanno assolutamente previste delle norme affinché in futuro certe cose non accadano. Non lo so, io posso dire che di norme in questo paese ce ne sono pure troppe, il problema è che non si fanno applicare. Secondo me è la seconda, manca la volontà di far rispettare la legge in questo paese e le conseguenze le vediamo tutte. Vorrei farti fare anche una specie di moviolone, perché abbiamo detto che insomma parlando di norme c'è una norma che ha istituito un nuovo reparto della polizia penitenziaria che si chiama GIO, il gruppo di intervento operativo, che è intervenuto insomma nel carcere di Pescara, sì, ma è intervenuto 8 ore dopo. Cioè, scusami, magari sono scemo io, ma a cosa serve un gruppo di intervento operativo se si presenta a Pescara 8 ore dopo? Cioè, gran parte del lavoro è stato fatto dalle donne e gli uomini presso il reparto della casa circondariale di Pescara. Siccome anche il gruppo di intervento operativo è un deterrente, vorrei sapere tu cosa ne pensi dell'intervento di questo nuovo reparto e se secondo te dovrebbe essere un po' più tempestivo, quantomeno. Allora, Fede, per quanto concerne il GIO, secondo me è un'ottima scelta, è un'ottima intuizione, però tu mi insegni che quando una cosa, quando si inizia un lavoro, quando si inizia un qualcosa,
ovviamente bisogna oliare vari meccanismi e quindi di conseguenza può capitare che ci può essere qualche piccolo errore, qualche pecca nell'organizzazione, però il GIO come il GIR secondo me è un'ottima idea, vanno strutturati bene, organizzati bene e bisogna comunque poi dare tempo affinché questi gruppi arrivino poi in tempo utile, perché effettivamente avere un GIO che poi ti arriva quando già il lavoro è stato fatto dai colleghi del reparto non ha senso averlo. Però ripeto, è un qualcosa che è iniziato adesso e va oliato, va organizzato, e tu mi insegni che non è tutto all'improvviso, parti e fai ed è tutto perfetto. Quindi però io accolgo con molto favore il GIO, perché ripeto è un qualcosa di realmente utile, soprattutto per quegli istituti dove hanno carenza di personale e a volte si ritrovano a gestire delle situazioni veramente assurdi e gravi, e di conseguenza l'apporto del GIO è fondamentale. Però come dicevo prima va oliato, organizzato e sicuramente porterà dei benefici al nostro corpo, ne sono più che certo. Antonio, possiamo dire che la polizia penitenziaria ultimamente è stata sulla bocca di tutti, soprattutto di molti parlamentari per il caso, ecco qua c'ho la pagina aperta, ecco qua, ho perso la notizia, scusate, per il caso, eccomi qua, per il caso Paragon. Insomma, sembra che la polizia penitenziaria abbia strumenti al di fuori del comune, riesca a intercettare sto mondo e quell'altro. Io, Antonio, per quello che ho visto, senza offesa, senza nulla togliere, la polizia penitenziaria è un corpo ricco di risorse, ma povero di materie prime. Ecco, tanto per... Povero di no, ricco di risorse umane, ricche di risorse umane, ma è povero di, insomma, di materiale, di forniture, cioè avessi i mezzi che hanno le altre forze dell'ordine riuscirebbe a fare grandi cose. Ecco, siccome comunque è un po' sulla bocca di tutti questa polizia penitenziaria che intercetta sto mondo e quell'altro, e a me viene da sorridere, che tu ne sappia, è vero, la polizia penitenziaria fa... Io ti posso solo dire di portare quello che ha detto il ministro Nordio. Assolutamente no, non è vero. Cioè, ha smentito già il ministro Nordio, non c'è bisogno che smentisce Antonio Fellone. Io posso solo ribadire quelle che sono state le parole del ministro, che ha detto assolutamente no, la polizia penitenziaria non è munita di questo software, credo israeliano se non ricordo male, che cioè, praticamente ti mandano dei virus all'interno del cellulare e intercettano il mondo. Ma tu sai bene, Fede, che oggi ogni argomento è pretestuoso per attaccare il governo e di conseguenza spesso stanno attaccando anche la polizia penitenziaria. E da un certo aspetto mi fa pure piacere, perché ci fanno pubblicità e ci rendono comunque un corpo partecipe, un corpo di polizia a tutti gli effetti. Però no, assolutamente, l'ha detto il ministro Nordio, io mi fido del ministro Nordio, e quindi assolutamente no, sono le tante chiacchiere che servono per attaccare il governo, e quindi spesso per attaccare il governo si usano mezzi particolari, e in questo caso è stata usata nuovamente la polizia penitenziaria. Poi ripeto, se sono cose che fanno i servizi segreti noi non lo sappiamo, quindi sono i servizi segreti, non possiamo saperlo noi. Però onestamente, per quanto mi riguarda, io mi fido e ovviamente non posso che ripetere le parole del ministro, che ha detto assolutamente no. Quindi sono chiacchiere. Anzi, se mi permetti, voglio approfittarne per dare la mia solidarietà e vicinanza al sottosegretario Del Mastro. Scusatemi, ma l'abitudine di citare il sottosegretario Stellari. Al sottosegretario Del Mastro per la condanna ricevuta ieri, nonostante la pubblica accusa avesse chiesto l'archiviazione e tutto, ma è stato comunque condannato a 8 mesi, quindi massima solidarietà al sottosegretario Del Mastro, e sono certo che comunque la giustizia farà sicuramente per bene il proprio corso nei prossimi... Sì, si trova verrà sicuramente assolto. Possiamo dire che si trova nella condizione di tantissime donne e uomini con la divisa di tutti i corpi, in particolare in quello della polizia penitenziaria, che vanno a fare il proprio dovere e si ritrovano con una condanna in primo grado, con processi insomma importanti. Però Fede, quello che deve far riflettere, qua ci troviamo davanti a una richiesta di assoluzione, di archiviazione della pubblica accusa. Sì. Non è che è stato fatto il processo, no, a parte che non volevano neanche aprirlo il
processo. Il PM già all'inizio, la procura disse assolutamente luogo a non procedere, però il giudice ha voluto un processo, in questo caso, se non erro tecnicamente si chiama un processo coatto, quindi ha disposto comunque l'apertura del processo. Dal processo sembrerebbe che non sia emerso nulla di particolare. Allora, noi auguriamo ovviamente... Nonostante ciò, Sì, scusami. Comunque, rispetto a una richiesta di archiviazione, sono arrivati 8 mesi di condanna per il sottosegretario. Io esprimo, ripeto, massima solidarietà alla sottosegretaria Del Mastro. Sono certo che comunque alla fine ne uscirà bene, però questo ti fa capire ancora una volta che comunque sì, noi speriamo ovviamente... politica ci sguazza in alcune dinamiche, e mi fermo qui. Noi speriamo ovviamente che questa condanna in primo grado non lo distolga, insomma, dal suo compito, che è quello di sottosegretario alla polizia penitenziaria, perché la polizia penitenziaria ne ha tanto bisogno di attenzione. Quindi c'è la massima solidarietà al sottosegretario Del Mastro delle Vedove, però c'è anche la richiesta di tanta attenzione, perché è una bella croce, insomma, è un oneri ed onori, non è un compito facile quello di Del Mastro. Ok, Antonio, ti volevo leggere due articoletti che ho qua nell'Avvenire. Uno molto particolare, te lo leggo subito. Controlli dal cielo sulle carceri, per la sicurezza spunta il drone. È un articolo di Luca Bonzani dell'Avvenire del 16 febbraio 2025. La novità dell'uso degli apparecchi da parte degli agenti della polizia penitenziaria è contenuta nella bozza di un decreto del Ministero della Giustizia. Si punta così anche a contrastare l'ingresso illecito di droghe. Il controllo delle carceri potrà passare anche dal cielo con nuove tecnologie. Come in una partita di scacchi, la polizia penitenziaria si appresta a utilizzare i droni per monitorare il perimetro dei penitenziari, dopo che negli ultimi tempi proprio questi apparecchi sono diventati un nuovo strumento per provare a violare la sicurezza degli istituti. Una sorta di controffensiva che porterà a istituire all'interno degli organigrammi della polizia penitenziaria anche la specializzazione di operatore di aeromobili a pilotaggio remoto, cioè i droni, appunto. La svolta è messa nero su bianco nella bozza di un decreto del Ministero della Giustizia, condiviso nei giorni scorsi con i sindacati di categoria per un primo confronto in attesa dei successivi passi formali. Alla base di questa novità, come scorre nella premessa del documento consultato da Avvenire, c'è la necessità di favorire l'efficientamento e l'ottimizzazione dei processi amministrativi e organizzativi del corpo di polizia penitenziaria, nonché l'innalzamento dei livelli di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, anche in chiave di contrasto al fenomeno dell'introduzione illecita di sostanze stupefacenti, psicotrope o oggetti non consentiti mediante l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte della criminalità organizzata. Leggiamo ancora qualche riga e poi ne parliamo insieme. La tecnologia ormai è una frontiera costantemente esplorata per far breccia nelle carceri. Negli ultimi mesi sono stati sventati più tentativi di introdurre materiali illeciti oltre le mura di cinta, proprio attraverso l'uso dei droni. L'elenco dei precedenti si è fatto corposo. Il 5 febbraio 2 agenti fuori servizio hanno intercettato un apparecchio sopra la casa circondariale di Terni. A fine gennaio un drone con droga e cellulari è caduto in un'area esterna del carcere di Messina. A inizio anno un drone era stato intercettato nei pressi di Poggioreale, Napoli, e a dicembre era accaduto a Foggia, a settembre a Lecce, ad aprile a Bergamo. Tema di attualità anche alla luce di recenti inchieste che hanno evidenziato una certa permeabilità degli istituti. Così il Ministero accelera sulle contromisure. Già a luglio 2023 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva sottoscritto un protocollo d'intesa con l'ENAC per definire una cornice normativa. Antonio, insomma, è una novità interessante. Qua purtroppo ne abbiamo parlato una marea di volte di quello che accade soprattutto nel meridione, nei carceri del sud. È famoso quello che è accaduto a Frosinone, no? Dove addirittura un drone ha sganciato una pistola con cui un detenuto ha cercato di uccidere un altro detenuto. Tu cosa ci sai dire a proposito? No, io posso solo dirti che in merito l'amministrazione si sta attrezzando, si è attrezzata in questi anni, si sta cercando in tutti i modi di contrastare questo fenomeno, no? Perché sappiamo bene che purtroppo ai noi in tantissimi casi sono stati introdotti oggetti non, come possiamo dire, no? Che non possono essere introdotti, non consentiti, che non possono essere introdotti all'interno dei istituti penitenziari, come cellulari,
armi o addirittura spesso sostanze stupefacenti. Tu hai citato il caso di Frosinone, ma ce ne sono tantissimi casi, io credo, se non ricordo male, anche su Bologna addirittura c'era un drone che veniva pilotato dal Colle, no? Adesso non ricordo nello specifico come si chiama, dal Colle, e gestiva il drone per portare la roba all'interno del studio di Bologna. Ma accade purtroppo a noi in tantissimi studi d'Italia, prima era più Meridione, adesso in tanti istituti, e su questo l'amministrazione ha investito, comunque sta provvedendo a installare addirittura delle schermature antidrone. Comunque qualcosa si sta muovendo e ci stanno lavorando, perché effettivamente altrimenti fai una fatica enorme a evitare che all'interno degli istituti penitenziari entrino oggetti non consentiti. Ripeto, finché entra il cellulare e la droga, ai noi, ma purtroppo abbiamo visto che, come ripeto, Frosinone, c'entra addirittura una pistola e comunque mette a repentaglio la vita di tutti, ma soprattutto la nostra. Antonio, perdonami, ma abbiamo la prima chiamata della serata, la passiamo subito. Buonasera, chi è, da dove chiama? Niente, oggi abbiamo un sacco di problemi tecnici quando si ha Saturno contro. Io mi chiedevo, Antonio, tra me e me, se Trump riesce a fare la pace in Ucraina, magari qualche drone da Russia e Ucraina riescono a portarcelo per difendere i carceri. Io mi auguro che ci si attrezzi, sono felice. Ma secondo me più che qualche drone dovrebbero portarci con qualche strumento antidrone, perché di drone ai noi purtroppo ne abbiamo tantissimi. Ci vorrebbe qualche strumento antidrone. Comunque, ripeto, come dicevo prima, l'amministrazione in merito si sta organizzando e credo che qualcosa già sia mosso, e in alcuni istituti già ci siano degli apparecchi elettronici antidrone, e sembrerebbe che funzionano. Quindi per la malavita mi sa che sta arrivando il momento di uno stop rispetto a questa nuova tecnologia che permetteva di introdurre all'interno degli istituti penitenziari sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. Però ripeto, finché sono sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, che comunque non dovrebbero entrare, e noi auspichiamo che non entrino, il problema principale è che all'interno possono introdurre anche armi, e in quel caso poi c'è il rischio concreto che qualcuno si possa fare male. Quindi assolutamente no, è un problema che va affrontato, ma lo stanno affrontando, e sono certo che comunque a breve arrivino delle ulteriori soluzioni. Fede? Assolutamente, anche perché da quello che si capisce serve anche a ottimizzare l'utilizzo del personale, perché certo, ci sono carceri molto molto grandi che richiedono un sacco di personale per, insomma, la sicurezza esterna. Antonio, ho un altro trafiletto molto interessante dell'Avvenire di domenica 16 febbraio 2025 che ti voglio leggere. Questo è molto breve. In 19.000 avrebbero diritto alle misure alternative. Secondo le nostre analisi, la maggior parte delle persone che si sono tolte la vita in carcere erano stati autori di reati di maltrattamenti in famiglia, mentre una buona percentuale erano invece persone ristrette per misura cautelare, dunque in attesa di processo. Non ci sono evidenze sul nesso suicidi-sovraffollamento. Su questo ce l'ha detto anche un nostro ospite che tra un po' vi ricorderemo, prova davanti se non mi perdo. Su questo fenomeno c'è però da dire che 19.000 detenuti, sempre tenendo conto del tipo di reato, i quali hanno pene residue fino a 3 anni, sulla base della normativa, potrebbero uscire dal carcere optando per misure alternative. Ma la burocrazia, la carenza di risorse e di informatizzazione al Tribunale di Sorveglianza creano ostacoli. Così è intervenuta Irma Conti del Collegio del Garante Nazionale dei Detenuti. Ce l'ha detto anche questa cosa qua il nostro carissimo dirigente Picozzi, che spesso e volentieri è il nostro ospite, che non esiste alcun nesso sul sovraffollamento suicidi, anzi quando il sovraffollamento era maggiore addirittura c'era un minor numero di suicidi. Antonio, quindi cosa ne dici di queste dichiarazioni? No, Fede, io non amo ripetermi, però su questo argomento ci tengo a precisare una cosa. Io concordo pienamente con quello che dice Francesco Picozzi, semplicemente perché non c'entra nulla il sovraffollamento con i suicidi o
la vita carceraria col suicidio, perché è un dato, è certo, perché ci sono degli studi. La maggior parte dei detenuti che si tolgono la vita, che compiono questo gesto estremo, sono persone che da lì a poco escono dall'istituto penitenziario e vanno in libertà. Tanti di questi veramente fuori non hanno nessuno, e quindi di conseguenza è questo che li porta a compiere, ripeto, questo gesto estremo. Quindi non c'entra veramente nulla il suicidio con il carcere, perché noi tante notizie non le sappiamo, ma vogliamo capire, vogliamo chiedere i dati di quante persone si tolgono la vita in Italia tutti i giorni, in qualsiasi paese, in qualsiasi regione. Sono tantissimi, e non credo che si tolgano la vita perché stanno in carcere. Si tolgono la vita perché purtroppo a noi ci sono persone deboli che hanno dei problemi e non riescono a supportarli. Poi sappiamo bene che c'è la famosa malattia del secolo, che è la depressione, come purtroppo ai noi, quando si è tolto la vita qualche nostro collega, purtroppo sarà capitato a te, è capitato a me, un po' a tutti. Sono stati un bel po' da quando mi sono arruolato in polizia penitenziaria, addirittura persone molto vicine a me si tolgono la vita, ma il problema reale non aveva nulla a che vedere con il nostro lavoro, con lo stress o con altro, perché purtroppo è capitato che c'è stato qualcuno che si è tolta la vita per debiti di gioco, per amore, per relazioni coniugali e altro, che nulla hanno a che vedere con lo stress lavorativo, come dice qualche Solone, no? Perché io, una cosa che non sopporto è quando purtroppo viene fuori una notizia che qualche nostro collega si è ammazzato e viene subito collegato allo stress lavorativo. No, signori, non è così, perché facendo così offendete anche quella persona che in quel momento purtroppo ha commesso quel gesto estremo. E la stessa cosa vale per i detenuti. Nulla ha a che vedere un suicidio rispetto alla questione carcere e rispetto al sovraffollamento, perché non è così. Perché mi dovete spiegare cosa significa una persona che è stata in carcere 8 mesi, una settimana prima che deve uscire si ammazza, se è collegato al sovraffollamento? No. O una persona che appena entra in carcere dopo 2 giorni si ammazza perché il carcere è sovraffollato. Ma si ammazzano purtroppo ai noi perché, ripeto, ci sono problemi che noi non conosciamo, ci sono persone deboli, c'è questa cattiva malattia che è la depressione. Può capitare qualche volta che qualcuno abbia fatto degli abusi, alcol, farmaci o droghe, farmaci, e il cervello ti si brucia, e quindi però bisogna anche dire che il numero è altissimo degli sventati suicidi, perché tanti colleghi del quotidiano salvano detenuti, però queste sono notizie che ovviamente non fanno rumore, non escono, perché sì, è vero che il numero dei suicidi è alto, ma anche alto il numero dei sventati suicidi. Cioè, tantissime volte i poliziotti intervengono all'interno delle celle e sono veramente bravi, perché arrivano proprio un istante prima a tagliare quel pezzo di lenzuola bastardo o quel filo bastardo che comunque stava per far sì che la persona si ammazzasse. Quindi, ripeto, come dicevi tu, come dice giustamente Francesco, non c'entra nulla il sovraffollamento con i suicidi. È un qualcosa di sporco, un politico politicamente scorretto che usa una certa politica per attaccare il governo di turno. Però, ripeto, il suicidio dei detenuti, il suicidio degli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari non hanno nulla a che vedere con il sovraffollamento o con le condizioni carcerarie. Perché voglio ricordare a questo Solone che forse oggi i detenuti in carcere stanno bene, ma qualche annetto fa non stavano poi così tanto bene, no? Sì. Quindi Antonio, di cosa stiamo parlando? Andiamo in chiusura con una buona notizia, perché ci sono direttori di carceri che dicono che le perquisizioni la polizia penitenziaria non le deve fare, invece a Pavia la polizia penitenziaria fa il suo dovere nonostante tutto. E senti un po' cosa è accaduto. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Pavia: sono stati sequestrati durante una perquisizione 6 telefoni cellulari e 200 grammi di hashish. A dare notizie sindacati locali, l'ingresso illecito di cellulari negli istituti ormai è un flusso continuo, denunciano. Non si contano più rinvenimenti e sequestri di questi apparecchi. Le vie d'ingresso diventano molteplici.
La cosa grave è che denunciamo queste cose da ormai 10 anni e nonostante la recente previsione di reato nel codice penale per ingresso e detenzione illecita di telefonini nelle carceri con pene severe che vanno da 1 a 4 anni, il fenomeno non sembra attenuarsi. E qua andiamo in chiusura, Antonio. Sì, Fede, le perquisizioni vanno fatte, ovviamente nel rispetto della persona, ci mancherebbe altro, perché comunque siamo pagati anche per questo. Sì. All'interno noi, voglio ricordare a qualcuno che all'interno dei istituti penitenziari ci sono dei delinquenti, non ci sono i bambini dell'asilo o delle scuole elementari, ci sono persone che hanno scelto questo stile di vita, il delinquere, quindi di conseguenza sanno e devono sapere che comunque all'interno dei istituti penitenziari vanno controllati. Poi se c'è qualche direttore che è contro la perquisizione, magari si rimettere a fare qualche altro lavoro, perché noi il nostro lo dobbiamo fare. Quindi di conseguenza complimenti al reparto di Pavia per l'operazione, ma noi sappiamo bene che queste sono operazioni che vengono svolte nel quotidiano da tutti i reparti dello Stivale, perché la polizia penitenziaria, piaccia o meno, fa bene il proprio lavoro, porta risultati a casa, però ripeto, ci vuole anche un sostegno soprattutto economico, no? Nell'acquisto di materiale tecnologico che ci può portare comunque a crescere ulteriormente, perché va bene da soli, ma questi signori qua, e parlo di organizzazioni criminali, sono avanti anni luce perché dispongono di fondi per le quali possono investire e inventarsi la qualsiasi per fotterci. Quindi, ma nonostante questo, voglio dire, i nostri colleghi su tutto il territorio nazionale fanno un lavoro sublime. Antonio, siamo ai saluti perché qua il tempo vola, sfugge. Ci dispiace che i due ospiti che avremmo dovuto avere non hanno mai risposto alle chiamate, sarà per la prossima volta. No, allora ci tengo a dirlo, Francesco Panico mi ha scritto in privato, ci sono dei problemi su Como, è dovuto rientrare in servizio, quindi mi ha detto che non poteva. Mirko non lo so, provo a sentirlo dopo, avrà avuto sicuramente qualche problema perché è intervenuto spesso. Quindi non voglio, magari c'è qualche no, io non volevo nemmeno dire nomi, Antonio, tuttavia, insomma, non l'ho detto io, capirai, non è ecco, problema. Va Quindi, bene. Va bene, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria al mondo carcere, grazie a te Fede, anche oggi sei stato sublime, grazie alla regia per la pazienza e come dico sempre, viva la polizia penitenziaria e viva il SINAP e buona giornata a tutti. Ciao, buona serata. Avete ascoltato Spazio Più. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Sono pronto per rialzarmi ancora, è il momento che aspettavo e ora, nonostante questo cielo sembri chiuso su di me. Nessuno mi vede, nessuno mi sente, ma non per questo io non grido più. Io sono qui in un mondo che ormai gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole, e piove ma io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho, e avere un po' di pace che ora non ho, e non c'è nemmeno
occhi che ora non ho, una direzione giusta che ora non ho, che ora non ho. Sulla strada troppe stelle spente, la tua mano ora servirebbe. Troppa gente alza il dito e poi lo punta su di me. Nessuno mi crede, davvero innocente, ma non per questo io non vivo più. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni